Ben ritrovati amici di Calcio Napoli 24 Live, un saluto da Vincenzo Credendino. Come sempre saremo in diretta fino alle 14 sul 79 del digitale terrestre. Ormai chiaramente l'avete imparato anche voi su YouTube e sul canale di streaming Viola, così mi ha suggerito di definirlo Emanuele Bernardo in cabina di regia, che vado a ringraziare, così come vado a dare il buongiorno a Dino Viola, che mi guarda con uno sguardo abbastanza perplesso per la locuzione canale in streaming Viola, giusto Dino? Sì, sì, è una sorpresa per me. Buongiorno Vincenzo, buongiorno a voi. E mi è arrivato un messaggio, devo leggerlo subito, devo invitare voi ascoltatori a seguire il profilo di calcionapoli24.it su Instagram. Siamo anche su Instagram, lo faccio subito, altrimenti continuano a bombardarmi. Allora ne approfitto anche per ricordarvi di iscrivervi al canale YouTube di Calcio Napoli 24. YouTube si può dire, il Sì. canale di streaming Viola non Io. si può dire. Poi mi spiegate il perché, insomma, Perché praticamente dicono che vanno in conflitto. Quindi quando c'è un viola di mezzo si va... Non si deve dire. Ok, non si deve dire. Poi il Perfetto. nostro Emanuele Bernardo andrà a risolvere chiaramente la situazione. Saluto anche Lorenzo Soraniero, saluto tutta la squadra di CN24 che è già presente a Di Maro e ovviamente grazie al lavoro di Manuel Guardasole, Simone Guadagni e appunto Lorenzo Soraniero vi racconteremo tutto, ma proprio tutto, del ritiro di Di Maro di quest'anno. Addirittura, mi dice il nostro Emanuele Bernardo, che sembra che siamo già pronti. E allora, buongiorno a Manuel Guardasole. Ciao Manuel, come stai? Buongiorno ragazzi, eccoci qui. Tutto bene qui e si sta freschi, credo, rispetto a voi. Devo dirti la verità, stanotte è arrivato un diluvio universale, diciamo rimpicciolito, quindi la temperatura si è abbassata anche qui a Napoli, ma sono certo che tra le montagne del Trentino si stia più freschi. E oltre alla frescura, Manuel, raccontaci anche un po' se ecco, la località di Di Maro, ormai da 10 anni, casa del ritiro del Napoli, è pronta anche quest'anno, come si sta preparando. Abbiamo visto che avete fatto anche un po' di sopralluogo, diciamo così, al campo di Carciato. Tutto pronto? Sì, siamo stati al campo di Carciato stamattina, ancora un work in progress, le ultime cose da sistemare. Anche il campo, c'erano ancora al lavoro gli operai per sistemare al meglio il terreno, il manto erboso che da domani accoglierà gli allenamenti del Napoli. Domani già doppia, si lavorava sul campo. La novità di quest'anno è che ci sono dei lavori proprio all'esterno del campo di Carciato per una scuola che stanno costruendo. Per questo motivo lo spazio è leggermente ridotto rispetto agli altri anni e la tribuna che vedete, ecco, proprio adesso nelle immagini, la tribuna quella non coperta laterale è stata spostata leggermente, diciamo, a formare una sorta di curva, come vedete da queste immagini che abbiamo realizzato. Città, come stiamo vedendo adesso, e poi all'esterno c'è Prezioso Casa e ci saranno anche delle novità, perché come vi ha mostrato anche Simone stamattina attraverso il nostro sito, c'è anche un'impalcatura che stavano montando e ovviamente ci saranno delle novità sciistiche come erano state annunciate, qualcosa di divertente all'esterno. Anche lo store del Napoli si stava attrezzando per essere pronto dal primo pomeriggio, ma fondamentalmente da domani. C'erano gli scatoloni e sostanzialmente roba EA7 che stavano già sistemando, quindi nessuna novità da questo punto di vista. Il materiale era quello vecchio, abbiamo visto i palloni, i cappellini e le maglie che stavano, diciamo, in quel momento montando lì sullo stand, ma per il momento insomma ancora la situazione è tranquilla. Dino. Manu, volevo chiederti, vabbè, di darci delle info più basilari, più quando viene il Napoli, quando arriva il Napoli, insomma, anche lì la situazione della presenza di tifosi al primo giorno, insomma, com'è? Sì, stanno arrivando oggi i primi tifosi, ma ancora non ne ho visti in giro al momento. Qualche macchina che è arrivata che sta scaricando proprio adesso, ma credo che li vedremo da domani, che è il primo vero giorno, poiché il Napoli arriverà in serata intorno alle 19:30 al Rosatti e arriverà partendo alle 14:15 all'incirca da Capodichino, direzione Verona e poi in bus fin qui a Di Maro.
sarà un viaggio di credo un paio d'ore, 2 ore e mezza, ma dipenderà molto insomma anche dallo sbrigare delle faccende all'aeroporto. Li attendiamo intorno alle 19:30. Anche per questo motivo il Napoli arriverà, sarà a cena e poi il primo appuntamento è domani, quindi domani vedremo anche i primi tifosi qui a Di Baro. E vedremo però stasera non un Napoli al completo, perché i nazionali arriveranno con qualche giorno di ritardo fra il 10 e l'11. Di fatto Fabian, Mario Rui e Lozano sono quelli che abbiamo già visto anche a Castelvolturno e che partiranno con la squadra, qualcun altro arriverà successivamente. Manu, l'altra cosa che volevo chiederti, magari la sensazione che io ho, magari tu puoi confermarmela, che c'è grossa attesa per la conferenza di Spalletti, che credo sia il 9, giusto? Sì, Perché, domani. insomma, le strategie di mercato, i rinnovi che non sono arrivati, e siccome conosciamo il tecnico toscano che non è solito nascondersi, voglio dire, è uno molto diretto, molto franco nelle dichiarazioni, ho la sensazione che la prossima conferenza stampa possa essere abbastanza, diciamo, chiarificatoria su alcuni aspetti, anche nel rapporto che c'è tra Spalletti e la società, perché sappiamo, insomma, l'annata scorsa come si è conclusa. Hai pure tu questa sensazione che c'è grossa attesa? Ma guarda Dino, io mi rifaccio ad altre società che in questi giorni stanno parlando tantissimo, Marotta in primis, ma la stessa Juventus parla chiaramente di obiettivi di mercato, ma anche della prossima stagione. Il Napoli non lascia parlare Giuntoli o comunque non l'ha fatto in queste settimane. È chiaro che tutte le risposte, potrebbe durare 2 ore la conferenza stampa di Spalletti per quanti temi ci sono, non durerà 2 ore, ma potrebbe durare 2 ore, quante domande anche sui singoli calciatori, quelli che sono andati via, quelli che restano, quelli che devono rinnovare. Insomma, veramente ci sono tanti temi e come dicevi tu, il primo è l'obiettivo ed è il rapporto fra Spalletti e la società, perché Spalletti l'unica uscita che ha avuto quest'estate è quella a Sky Sport, la ricorderete, dove ha detto sarà difficile entrare nelle prime 4, quindi la posizione di Spalletti mi sembra molto chiara. Passato un mese vediamo qual è la sua sensazione sul Napoli di questa stagione. Come dicevi tu, c'è tanta attesa soprattutto per la conferenza di Spalletti perché i temi sono tantissimi. Tanti temi da trattare, ti giro le domande dei nostri telespettatori perché come diceva giustamente Dino ci sono tante curiosità pratiche da andare a soddisfare. Allora, la prima... Non vi sentivo più, non vi Ci sentivo più, senti? scusate. Ci senti Manuel? Sì, sì. Ti giro qualche domanda da parte dei nostri telespettatori. Oggi abbiamo detto che arriverà la squadra in serata. Gli allenamenti a che ora sarà e dove sarà possibile vederli? Io lo so, però è bello anche che ce lo dica tu da lì. Sì, allora la mattina sarà, ecco, sono usciti i convocati, Esatto, così esatto. potete anche mostrarli. Allora, per quanto riguarda gli orari, la mattina sarà sempre intorno alle 10, il pomeriggio fra le 17:30 solitamente iniziano. Quelli open ve li comunicheremo volta per volta quando il Napoli li comunicherà. E chiaramente quelli open li mostreremo tutti in diretta su Calcio Napoli 24 con il nostro commento e come sapete ci accompagneranno anche Sciale Boom e Malato del Napoli che ci faranno anche divertire con quelli che sono i commenti live degli allenamenti. C'è tanta attesa per Kvaratskhelia, per Olivera. A proposito dei convocati che adesso credo mostrerete, la diciamo, notizia è Ambrosino, come sapevamo, insomma, che è stato convocato e sarà appunto sotto gli occhi attenti di Spalletti anche a Di Maro. Come giovani non ci sono altri azzurri, qualcuno nelle scorse ore mi chiedeva di Vergara piuttosto che probabilmente andrà a giocare altrove. Di fatto l'unico vero giovane del Napoli è Ambrosino, poi è chiaro che ci sono Zedatka e Foloruscio ma che devi piazzare in qualche modo. E poi ci sono i portieri che al momento oltre Meret sono i giovani, ovvero Idasiak e Marfella e Nikita Contini che per il momento tiene in rosa per una questione di liste, lo sappiamo ormai, ve lo raccontiamo spesso sia io che Claudio Russo e quindi c'è attesa anche per completare il terzetto di portieri.
Impazza anche il dibattito sulla nostra chat, c'è chi chiede di disertare il ritiro di Di Maro perché sarebbe un modo per far arricchire, e cito testualmente, Aurelio De Laurentiis, mentre c'è chi dice ragazzi, ma è il Napoli la squadra per la quale tifiamo, perché non dovremmo andarla a seguire semplicemente lì tra le montagne del Trentino? Quindi ti chiedo se ad oggi c'è diciamo anche un sentore di presenza di tifosi, se qualcuno è già arrivato, se i locali si aspettano di vederli già in questo weekend. La scelta di arrivare il venerdì sera chiaramente non è casuale. Sì. Nel momento in cui arrivi il venerdì sera e non il sabato mattina, stai chiedendo ai tifosi potete venire già dal primo weekend. Quindi ti chiedo se poi c'è stata anche risposta, no, da parte dei tifosi partenopei. Sì, innanzitutto mi correggo perché un altro giovane c'è ed è Davide Costanzo, che per il momento copre il ruolo di quarto centrale che ancora il Napoli non ha acquistato. Come dicevi tu, sì, di fatto, beh, ti do prima la mia opinione personale. Disertare Di Maro non vuol dire non far arricchire De Laurentiis, che riceve comunque quella che è l'assegno dal Trentino, sia che vengano i tifosi sia che non vengano, quindi non c'è questa differenza nel venire o meno. Poi tutto quello che è l'incasso e il movimento di questi giorni non va certo al Napoli, a meno che nello store del merchandising, ma il resto è comunque fra albergare e mangiare, arricchire il Trentino, non certo il Napoli. Per quanto riguarda sì, i tifosi, la scelta del primo weekend e del secondo, dove ci sarà anche l'amichevole domenica, è chiaramente per portare i tifosi già da questo weekend in Trentino. Dovrebbe esserci una folta presenza di tifosi, si va verso il sold out, ma non è sold out. Tutto chiaro, se non ci sono altre domande da parte di Dino salutiamo. No, Manuel, risposta secca. Quello alle tue spalle non è un cartonato, cioè voglio dire, l'immagine è vera, perché sembra una di quelle cartoline. Tra l'altro, se non sbaglio, quella è proprio la piazza, quella centrale. Manuel, non riesco a orientarmi. No, è la strada che porta su a Folgari sulle montagne. Guarda, forse stanno passando delle moto. Passano delle moto, quindi c'è qualche movimento. Quindi non ci stai prendendo in giro, ok. Non vi sto prendendo, non sono nella mia cameretta. Ah, a proposito, di solito lì a Di Maro all'ingresso mettono sempre, ora ci vuole, quella foto immagine con i calciatori del Napoli. Quest'anno è stata posizionata, ci sono i vari calciatori, c'è qualcuno che la stampa è corretta, c'è qualche indizio, ecco. Allora, da un po' di anni, per evitare questa sorta di indiscrezione, c'è una foto neanche troppo recente di un San Paolo dall'alto, perché all'epoca era San Paolo, con il logo della Champions a centrocampo. Ok, abbiamo tagliato la testa al toro. Sì, così. hanno deciso di evitare proprio questi discorsi. Perfetto. Tutto chiaro. Grazie Manuel, ciao, complimenti. Manu. Ovviamente buon lavoro a te, a Simone Guadagno, a Lorenzo Soraniello, a Ciro De Luca. Ci sentiamo dopo intorno all'1:15. Cosa? Grazie a dopo. Al grande Ciro De Luca, che già stamattina era al campo. A dopo Manuel. Grazie, a dopo. Salutando Manuel Guardasole. Parliamo anche un po' di quelli che sono chiaramente, spero di noi, argomenti del giorno. In queste ultime ore a Calcio Napoli 24 Live abbiamo riportato la notizia di una importante offerta a Kalidou Koulibaly, stipendio da parte del Chelsea da 8 milioni di euro all'anno, però a quanto pare più passano i giorni e più la vicenda si arricchisce di ulteriori dettagli. Ebbene, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport questa mattina, una proposta del genere arriverebbe ma soltanto a partire dall'anno prossimo. Perché? Perché il Chelsea fiuta l'occasione, chiede a Koulibaly a questo punto, o meglio offre a Koulibaly una cifra importante, però prova a risparmiare. Certo. E quindi magari vorrebbe ingaggiarlo a partire dall'anno prossimo. E Kalidou Koulibaly, secondo quello che riferisce il Corriere dello Sport, sarebbe dello stesso avviso. Nel senso che dice no alla Juventus perché è un no, perché non può mai andare alla Juventus, dopo quella capocciata nel 2018 soprattutto, dopo tante sfide, più delusioni che momenti felici, questo va detto. Non ci può andare ai bianconeri, però pare non voler firmare nemmeno con il Napoli, nonostante un'offerta che ormai si va ad approssimare a quello che è il suo stipendio attuale. Koulibaly guadagna circa 6,5, 6,4, 6,5, quasi 7. Il Napoli, stando alle ultime, arriverebbe a 6. Io
chiaramente aspetto di verificare se il Napoli davvero si è spinto Su queste cifre. a cifre del genere, però chiaramente, considerando che sono delle fonti autorevolissime che hanno riportato tale offerta, le diamo per buone e quindi diamo per scontato che ad oggi la palla passi automaticamente nel campo di Kalidou Koulibaly, che nel momento in cui rifiutasse 6 milioni all'anno da parte del Napoli darebbe comunque un segnale importante, perché economicamente l'offerta c'è. Vero? Evidentemente a quel punto il senegalese direbbe semplicemente: penso di aver dato tutto al Napoli, quello che Giusto. potevo dare, voglio provare a giocare in un altro club. E lo vogliamo condannare per questo? Io penso che Non è condannabile. sia, sì, infatti, anzi è da apprezzare il fatto che resti fino a fine contratto, esternando anche la volontà di non cedere alle lusinghe di un club, seppur italiano, ma comunque un grande club come quello della Juventus. Ora però non mi sento di condannare un calciatore che sente che sta arrivando, diciamo, al rush finale della sua carriera e quindi qualche altra chance di una nuova esperienza, della possibilità di vincere nuovi trofei. Io credo che a Kalidou Koulibaly gli debba essere, come dire, riconosciuto anche questa possibilità a livello professionale, a livello calcistico. Però in questi giorni mi chiedo quanta percentuale di voce in capitolo ha realmente Koulibaly di fronte a questa situazione, cioè da un lato alla gente che comunque fa i suoi interessi ma fa anche i propri, cioè portare Koulibaly in un altro club, che sia Juventus o Chelsea o quello che sia, insomma va proprio a favore della gente per certi aspetti. Si becca una bella commissione. Si becca una bella commissione. Al tempo stesso, dall'altro lato c'è il Napoli che ha fatto qualche tentativo dal punto di vista dei rinnovi. Restare oggi con quest'anno di contratto sarebbe, per certi aspetti, la soluzione che nell'immediato non avvantaggia la gente. Ti trovi? Per Sì, certi aspetti. Però te la ribalto, nel senso, oggi fa i Ramadani, facciamo finta, no, lo porta al Chelsea, si becca una commissione da 2, non dico euro, non dico Okay. da 2, si becca una commissione da 2, se lo porta oggi al Chelsea, con il Chelsea che va a pagare per il cartellino di Koulibaly pagandolo al Napoli, se lo porta l'anno prossimo al Chelsea, fa i Ramadani, si becca una commissione da 4, da 5, Certo, da 6. anche perché l'anno prossimo lo porta a 0 e quindi sì, c'è sempre quel margine, c'è sempre questo, Diciamo questo il gioco. vantaggio È fare vero. Ramadani ce l'avrebbe anche a portarlo a scadenza, che poi, detto fra noi e tutti i nostri telespettatori, è quello che sta facendo Fabian Ruiz. Sì, Fabian Ruiz altra ad situazione. oggi, in questo momento non ha nessunissima fretta. Intenzione Il suo di- entourage non certo. ha fretta di portare una squadra. Così Non è come non avendo paura di restare in panchina o tribuna, perché il Napoli, diciamocelo, non se lo può permettere di mettere in tribuna uno come Fabian nel momento in cui fai un'operazione che ti porta a Kvaratskhelia, Mattias Oliveira, tante incognite. Fabian è una certezza, che fai? Sì. Lo metti in tribuna. Non- La gente questo lo sa, non forza la mano, non porta particolari offerte, anzi magari semplicemente se l'Atletico chiama, dice: Ok. quest'anno Fabian quanto serve? Ma guarda, il Napoli sta chiedendo 25-30 milioni, però onestamente l'anno prossimo magari Sì, sì, viene sì, lo sì. stesso, ci Chiarissimo, organizziamo chiarissimo il tuo discorso, non fa una piega, perché negli ultimi tempi, mi sono spinto in questo ragionamento, che negli ultimi tempi diciamo, le forze che incidono su una trattativa sono cambiate, nel senso che gli agenti procuratori hanno ancora più voce in capitolo e qualcuno perde da questo punto di vista. La società che ha il cartellino. Oggi i cartellini, purtroppo, le plusvalenze, tutte le sapesse, hanno un valore minore perché è sempre più difficile, però anche il calciatore perde, diciamo, il proprio peso nell'ambito di una trattativa da un certo punto di vista. Per questo mi permettevo di mettere in discussione la reale percentuale che Koulibaly incide su queste trattative.
Leggiamo allora, prima di andare in pubblicità, lo so Emanuele Bernato, dobbiamo andare in pubblicità, dobbiamo essere ligi e noi lo siamo. Leggiamo però con precisione quelli che sono i titolari, o meglio, i convocati per il ritiro di Di Maro 2022. Squad list, attraverso il proprio profilo Twitter, un'immagine diffusa dal Napoli ci fa capire che ci saranno Contini, Idasiak, Marfella e Meret. E qui già ho una sfilza di domande per Dino Viola e per i nostri prossimi ospiti. I difensori saranno Davide Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly ovviamente, Mario Rui, Mattias Olivera, Rachmani, Alessandro Zanoli, Karim Zedatka. Centrocampisti: Frank Anghissà, Diego Demme, Elif Elmas, Fabian Ruiz, Michael Foloruscio, Gaetano, Lobocca e Zielinski. Attaccanti: Giuseppe Ambrosino, qui c'è Kvaratskhelia, Irving Lozano, Adamo Nas, Victor Osimhen, Andrea Petagna, Matteo Politano, Alessio Zerbin. Cosa comporta? Innanzitutto l'avere praticamente tutti, fin da subito. Raramente il primo giorno di ritiro abbiamo visto tutti i calciatori presenti, e invece ormai ci sono. Sì, per certi aspetti, diciamo, insomma, tutti gli impegni internazionali, tutte le varie vicissitudini, insomma, comporta un sacrificio da parte della società, da parte anche del tecnico, come è stato le passate stagioni. Vedendo bene la lista, innanzitutto 4 portieri, di cui probabilmente manca il secondo che coprirà tutta la stagione. Questo non vuol dire che stiano lì per presenza, ma si giocheranno probabilmente le proprie chance di mettersi in mostra, di far valere il proprio valore nel momento in cui la società dovrà fare delle valutazioni. Cioè dire, ad esempio, Contini, un portiere che per certi aspetti ha mosso dei passi in avanti, è il momento di insomma, farlo continuare a crescere in un altro contesto. Faccio anche il nome di Marfella, perché comunque c'è da stabilire il terzo portiere che deve coprire questo ruolo per tutta la stagione, in attesa di novità di mercato. E poi c'è un parco attaccanti molto, come dire, folto. Sembra strano, insomma, mancano Insigne e Mertens, voglio dire. Le altre annate si facevano il problema, chi portiamo per il gioco delle coppie, così, e invece quest'anno c'è. Quest'anno c'è veramente un bel po' di numeri, di scelte lì davanti. Ti faccio una domanda, è vero che è presto, siamo all'inizio dopo la prima settimana di luglio, inizia il ritiro. E ad oggi il sostituto di Insigne in quella lista, chi gioca là a sinistra? Ti posso rispondere dopo la pubblicità? Dopo la pubblicità, benissimo, riflettici, prenditi il tuo tempo. 2 minuti.
Eccoci in diretta con Dino Viola, Vincenzo Credendino, il nostro regista Emanuele Bernardo. Chi ci segue oggi all'ufficio stampa? Dino Viola, tu che hai fatto i turni? Ecco, non ricordo bene. Siccome sono stati cambiati varie volte, ci sono degli imprevisti. Credo Bruno Galvan. Bruno Galvan all'ufficio stampa di CN24 Live e provo a rispondere alla domanda che facevi poc'anzi. In questo momento, per me, sulla sinistra, Luciano Spalletti fa giocare Irving Lozano. In attesa di capire che fine possa fare, tra virgolette, sempre insomma in maniera scherzosa, sì. Matteo Politano, gioca Lozano a sinistra, Zielinski alle spalle della punta e Politano sulla destra. Sulla destra. Poi C'è al tutto il ritiro di discorso Di da Maro fare. fatto, al ritiro di Di Maro fatto e finito, già magari potremmo saperne qualcosina in più. Finalmente vedremo qui Kvaratskhelia all'opera giorno per giorno. Non vedo l'ora che i nostri inviati ci possano raccontare, non solo lui ma anche Mattias Olivera, e magari chiaramente poi potremmo fare dei discorsi così a bocce ferme per quella che è la mia sensazione, conoscendo quel po' Luciano Spalletti, ma non personalmente, dal punto di vista tattico, dal punto di vista di quella che è il suo atteggiamento. Grande valorizzazione dei giovani, ma innanzitutto comunque fiducia in quelli che sono gli uomini che gli hanno dato garanzie, e non mi è sembrato che Lozano l'abbia deluso quest'anno. No, però come discutevamo, la domanda è posta perché quel ruolo lì, quella zolla di terreno lì occupata da Insigne aveva una certa interpretazione per caratteristiche, perché era un regista avanzato, perché con la sua intuizione, con il suo lancio, con il suo assist riusciva a risolvere la partita, oltre che ad assicurare una fase difensiva così che dava delle garanzie al tecnico. Irving Lozano ha caratteristiche totalmente diverse sotto un certo punto di vista, più uomo di area di rigore, una tendenza comunque ad occupare l'area di rigore, quindi ad accentrarsi e insomma non dico poco incline alla fase di copertura, ma poco abituato. Non ha, come ha mostrato in questi anni, nelle corde troppi assist a livello stagionale, quindi insomma c'è un'interpretazione del ruolo molto diversa, e questo potrebbe, aspettando sempre notizie del calciomercato, potrebbe influenzare quella zona di campo dove abbiamo sempre visto il terzino sinistro Mario Rui o anche la mezzala, insomma fare un certo tipo di gioco su quella catena di sinistra. Sicuramente, ripeto, aspettando novità di calciomercato, magari Spalletti già sta pensando ad una soluzione lì sulla sinistra per sopperire all'assenza di Insigne che, ripeto, garantiva un certo tipo di gioco, garantiva un certo numero di assist, una certa imprevedibilità, quindi su questo sicuramente il tecnico dovrà lavorare. Credo che sia una domanda che possiamo porre sia al nostro prossimo ospite, e vado a ringraziare il nostro Emanuele Bernardo, sia anche a quelli successivi, perché è una questione tattica che non credo troverà facile soluzione. Proviamoci dando il buongiorno innanzitutto a Mimmo Malfitano. Ciao Mimmo, come stai? Ciao, buongiorno Vincenzo, bene, mi senti? Sì, ti sentiamo forte e chiaro, e ovviamente ti ringraziamo per essere oggi qui con noi. Comincia il ritiro, hai lavorato in tantissimi ritiri attraversando le varie epoche del Napoli. Non so se quest'anno una scappata tra le montagne del Trentino andrai a farla, però ti chiedo quali sono innanzitutto le tue domande in questo momento rispetto all'inizio della stagione del Napoli. Ne facevamo una qui assieme a Dino Viola. Ad oggi, partito Insigne, il titolare sulla fascia sinistra chi è? Titolare sulla fascia sinistra sarà sicuramente Kvaratskhelia, perché è stato fatto un investimento su questo ragazzo e mi sembra normale, logico che pronti via gli venga data la fiducia, perché altrimenti se aspettiamo c'è il rischio che questo ragazzo non superi mai, come dire, la fase di ambientamento, di impatto con una nuova realtà che è la Serie A, che è un campionato, tu sai bene, molto difficile, quindi
di conseguenza anche per chi arriva da campionati minori lo è ancora di più, e dunque di conseguenza io credo che questo ragazzo debba meritarsi subito la fiducia, magari già dalle prime battute in questi giorni di ritiro a Di Maro, dimostrare che il club ha fatto un buon investimento. Poi ovviamente delle sue qualità capiremo meglio più in là, perché al momento sarebbe anche, come dire, presuntuoso da parte nostra già dare delle sentenze in negativo o in positivo, ecco. Non è un rischio, nel senso, sostituisci il 10 della nazionale italiana con un calciatore che ha fatto bene nel campionato russo e in quello georgiano con la sua stessa nazionale, la Georgia, che si è comportata bene contro avversari che hanno poi eliminato l'Italia nel girone degli europei, però secondo me il rischio c'è. Ora chiedo a Mimmo Malfitano se è un rischio, diciamo così, calcolato o anche per te è una sorta di passo nel vuoto. Ma guarda, dipende da che valutazione diamo al giocatore che è andato via, cioè ad Insigne. Ah, giusto. Io no, io sono fan, per questo dico, diciamo, sono fan di Lorenzo. Ma per carità, io non contesto assolutamente chi definisce Insigne un campione, un fuoriclasse, perché ciascuno ha il suo modo di intendere chi può essere un fuoriclasse, chi può essere un campione, chi è un giocatore normale. Ma per me Insigne è un giocatore che va un tantino oltre la normalità. Ecco, io non lo ritengo né un campione, né un fuoriclasse, né un giocatore in grado di poter fare la differenza, perché nei momenti in cui, soprattutto nelle ultime stagioni, avrebbe dovuto fare la differenza, credo che si sia dimostrato un giocatore in certi momenti anche al di sotto della normalità. Quindi, ma questa è una mia personalissima considerazione, per cui io dico che secondo me, lo dissi se non sbaglio proprio al Calcio Napoli 24. Sì, ricordo. E ribadisco il concetto in modo da non creare equivoci o probabilmente interpretazioni maligne o malvagie. Io dissi, ricordo bene, che questo giocatore, cioè Kvaratskhelia, ha delle ottime, o per quello che si è visto nei filmati, delle ottime qualità tecniche, e non è detto che nel giro di un anno o due non possa realmente sostituire Insigne dando magari dei risultati migliori. Poi il campo dovrà dire che ovviamente tutto quello che stiamo dicendo su questo nazionale georgiano meriti ovviamente la considerazione o meno, non so se mi spiego. Per me questo è un giocatore, ripeto, ribadisco, vi prego registrate sempre tutto. Tutto registrato, c'è anche Bruno Galvan all'ufficio stampa, penso. Ah, che bello. Per tutto ciao Bruno comunque. Per tutto quello che abbiamo visto nei filmati di questo ragazzo, secondo me ha del talento. Ora, ribadisco, un conto è giocare nel campionato russo, georgiano, e un conto è giocare in Serie A, dove i difensori non ti danno neanche la possibilità di respirare. Ecco, e allora lì bisogna capire poi se effettivamente questo ragazzo può subito superare l'esame o ha bisogno di più tempo. Ecco, insomma, le riflessioni in casa Napoli le stiamo facendo. Allarghiamo il giro rispetto alla Serie A. Quindi l'Inter ritorna a Lukaku e continua a rinforzarsi. La Juve è arrivato Di Maria, oggi pare torni Pogba. Sì, tra oggi e domani. Il Milan ha preso Righi, ha perso Kessi. Insomma, il Napoli invece perde il portiere titolare,
un giocatore un po' più del normale bravo come Insigne, se ho capito bene, è il bomber che ha fatto più gol della storia del Napoli. Quanto stonano le parole "faremo di tutto per vincere lo scudetto"? Ma io non lo so che cosa gli viene in mente a questo presidente, guarda, a volte mi sconforta perché veramente non so cosa pensare. Cioè lui che ha deciso di smantellare mezza squadra parla poi di scudetto. Cioè questa obiettivamente, ragazzi, andare dietro quello che è il pensiero del presidente del Napoli significa ammattire senza mezzi termini, perché è una persona che oggi dice testa e domani dice croce, quindi talvolta pecca anche in coerenza con i suoi stessi pensieri, quindi bisogna prenderlo con le molle per quello che dice. Ma detto questo, io dico che molte squadre, soprattutto le big, stanno ovviamente correndo perché vogliono partire avendo una serie di impegni, diciamo, fuori dal comune quest'anno notevole, per cui vogliono già trovarsi pronte alla partenza queste squadre. Mi riferisco a Milan che deve difendere lo scudetto, l'Inter che vuole rivincerlo, la Juve che vuole ritornare a vincere dopo un anno di mano, e quindi già queste tre squadre mettono paura. Il Napoli a questo punto potrebbe essere un incomodo, ma non con questa squadra qui. Ecco perché dobbiamo guardare anche un po' al futuro, vedendo che cosa accadrà in questo mese e mezzo di mercato, perché non credo che il Napoli si sia fermato qui. È vero che ha la necessità di dover vendere, di dover cedere. È chiaro, a queste cifre obiettivamente credo che non venderà nessuno dei suoi giocatori. Forse probabilmente potrebbe vendere Koulibaly, ma forse. Quindi bisogna anche capire appunto che cosa riesce a fare Giuntoli in uscita per garantire poi quel denaro necessario per poter acquistare. Però io mi chiedo, vende anche Koulibaly? Possono mai essere, non so manco come si pronuncia, mi pare l'iraniano, il giapponese, il difensore a sostituire Koulibaly, o lo stesso Ostigard. Ecco, no. Allora questi sono gli interrogativi per cui la domanda che mi faceva Riccardo ovviamente credo che sia molto pertinente e deve in qualche modo aprire alla preoccupazione. Cioè la preoccupazione che ascolto dai tifosi per strada, a volte intervenendo alle trasmissioni, è come dire, è giustificata, perché obiettivamente non si sa che cosa sarà questo Napoli da qui a fine agosto. Si parla tanto di cedere Koulibaly, Politano vuole andare via, Fabian non vuole rinnovare. Cioè qui ci sono situazioni, ragazzi, che non bisogna scherzare, perché il Napoli veramente poi rischia un flop clamorosissimo. Questo io credo che anche De Laurentiis, benché sia a Los Angeles, ma credo che se ne stia accorgendo, e non credo che in questo momento Spalletti possa fare salti di gioia, perché tutto sommato ha un organico che è la riproposizione della squadra dello scorso anno senza Insigne e Ospina. E io tra Insigne e Ospina quello che rimpiango ovviamente è Ospina, perché perdere un portiere tra i migliori in Europa per un capriccio, cioè qui parliamo di 1 milione tutto sommato, per me è stata una manovra azzardata, tanto più che Meret non è stimato né dall'allenatore né dallo stesso club. Quindi non lo so, perciò dicevo, è tutto enigmatico questo Napoli, ed è ancora più enigmatico il futuro, ciò che verrà dopo.
Che ne pensi del possibile affare Koulibaly-Juventus? Credi che sia una pista sulla quale effettivamente dobbiamo lavorare? Ma di sicuro il Ramadani e la Juventus sono in contatto, si sono incontrati. È vero che Ramadani ha anche altri giocatori che giocano nella Juventus, ma è pur vero che sarebbe da stupidi non pensare che le parti si siano viste per parlare di Koulibaly, ma là non è tanto la cifra che la Juve vorrà investire, è quanto capire se Koulibaly se la sentirà di andare a Torino, di venire meno a un patto con la tifoseria che è quello vai alla Juventus, però onestamente io queste cose non le concepisco affatto. Qui parliamo di professionisti, di gente che può avere la possibilità di migliorare e poi per carità vale tutto e il contrario di tutto. Antonio Giuliano non sarebbe mai dovuto andare via da Napoli, ma concluse la carriera a Bologna. Se parliamo di Antonio Giuliano, che è stato, dice sì certo Bologna non è la Juventus, sicuramente, ma un giocatore di 31 anni come Koulibaly, tra i più forti difensori al mondo, sicuramente non può aspirare al Newcastle o al West Ham, ma ovviamente aspira al Milan, all'Inter, alla Juventus, ma è normale che sia così. Dino Viola, se non ci sono altre domande salutiamo Mimmo. No, mi sembra tutto abbastanza chiaro e va anche sottolineato questo aspetto che diceva Mimmo, cioè al di là del calciomercato oggi questo allenatore ha di fronte una squadra con nuovi problemi. Politano vuole andare via, Koulibaly non sa se Fabiano non vuole rinnovare, quindi c'è anche questo aspetto da tenere conto, oltre alle partenze. E ovviamente Dino, scusami, io poi sono abituato a parlare anche con Riccardo, ti ho confuso e ti chiedo scusa. Sì. La tua osservazione è pertinente e corrisponde un po' a quella che è la mia considerazione sul fatto che l'allenatore non sia per niente contento di quello che sta avvenendo in questo momento e di quelle che possono essere prospettive future. Cioè tu immagini che Spalletti da un momento all'altro potrà perdere Koulibaly, immagina che Spalletti da un momento all'altro potrebbe perdere Fabio Ruiz, si potrebbe trovare anche di fronte ad un diktat del presidente che dice tieni fuori Fabio Ruiz perché non vuole rinnovare. Cioè, poi obiettivamente, avendo visto la stagione di Insigne o dei giocatori che poi arrivano in scadenza, allora uno dice ma vale la pena poi trattenerli per forza questi giocatori? Oppure sperare di venderli a 30-40 milioni sapendo che tra un anno vanno via a zero e tu perdi altri soldi? Non so se è giusto ragionare così, perché per me Fabianucci in questo momento, se ha la possibilità di venderlo a 25-30 milioni, lo devi dare via subito, perché sono soldi guadagnati quelli. È inutile che fai il braccio di ferro, te lo tieni e poi magari l'anno prossimo lo perdi a zero. Ma che politica è questa? Non mi pare proprio il massimo come politica di bilancio questa che sta portando avanti De Laurentiis, a partire da Insigne, da Ospina, i casi degli anni passati. Cioè, ma io non lo so se questo, poi per carità, loro avranno dei super consulenti, il dottor Chiavelli sicuramente è un professore in materia, però onestamente da, come dire, uomo di strada e da 2 più 2 fa 4, obiettivamente sono perplesso su queste operazioni che il Napoli, su questo modo di portare avanti la gestione societaria a proposito dei contratti dei giocatori. Tutto chiaro. Grazie Mimmo per essere stato oggi con noi, un grande abbraccio.
Grazie a voi, ciao Enzo, ciao Dino e scusami ancora, buon lavoro. Grazie al giornalista Mimmo Malfitano. Prima di leggere qualche messaggio mi erano arrivati un paio di aggiornamenti. Sì. Ti ricordi di Bernardeschi accostato al Napoli? Si era detto che certo. anche lui era diretto verso Toronto. Non so Invece è diretto verso Toronto. poi- no, quanto gli ha offerto il Toronto? Allora, premesso che qui pure bisogna argomentare. Secondo te quanto gli ha offerto il Toronto a Bernardeschi all'anno? Se Oh. Insigne ha offerto, Sì, che quella cosa che non si capisce, comunque almeno facciamo Chiaro. 8-9 netti. Ok, su quello ok, siamo. ok. Bernardeschi che in questi 4 anni ha fatto 5-6 gol alla Juventus e prendeva 3,5, visto che stai laggiù in Canada, l'avrà raddoppiato paradossalmente. 4 milioni di euro. E Bernardeschi ha detto, signori, Ha detto? questo è un piacere, non vengo a 4 milioni di euro all'anno. Giustamente. Però 4 Vengo in Canada a 4 milioni all'anno. Netti, li chiedi in Italia. li chiede in Italia. E anche qui ci sarebbero delle belle riflessioni da fare. Giustamente, se vengo in Canada e scompaio dai radar del calcio Devo guadagnare europeo, abbastanza. è perché mi Non mi devo... accontento di 4 milioni all'anno. Sì. Anche perché il parametro di riferimento di Bernardeschi sarà proprio Insigne. Sì. Esatto. Nel momento in cui Bernardeschi dice che, no, che non valgo va. un terzo di Lorenzo Non va. Insigne, assolutamente. E quindi Io non se sono 4 anni alla Juve, ho fatto 4 gol. Cioè, voglio dire, paradossalmente si dovrebbe anche un po' valutare questo aspetto. È pur vero, insomma, calciatore di 28 anni Bernardeschi. Questo ci dà da pensare proprio Molto. su come è cambiato il calciomercato. Sì, Da un anno all'altro. L'anno scorso arrivare a parametro zero era solo un affare per il calciatore. Ad oggi è mica tanto. Perché se ne sono tanti a parametro zero, si perde la convenienza. Cioè io Anche. ad oggi, se non prendo, che ne so, Di Maria, vado su Cavani. Dico come età, poi chiaramente ruolo Sì. diverso. E Dybala, perché c'è più scelta adesso. c'è più scelta. Ci sono più parametri zero. Ci sono tanti parametri a zero quando Di un certo aumenta livello. l'offerta, Di un quando certo aumenta livello, l'offerta la domanda diminuisce, quindi il prezzo diminuisce. Certo, ma infatti molti di questi sono ancora senza squadra. Oddio, non è che è passato tanto tempo, però il campionato è finito a fine maggio. Di solito, fino a qualche anno fa, i calciatori destinati a parametro zero avevano già l'accordo con un'altra squadra e andavano sotto la curva a salutare la tifoseria, insomma, in segno di decisione presa. Però è anche vero che c'è questo tira e molla, a volte la corda si può strappare. La gente di Dybala, che un mese fa trattava con l'Inter, ha tirato un po' troppo la corda e quindi, come scritto su alcuni quotidiani sportivi, il suo assistito sta ancora nella sala d'aspetto. Sull'Inter però, secondo me possiamo comunque dire che Marotta è un volpone. Ma assolutamente. E quando Marotta dice noi siamo fuori dalla corsa per Dybala, non gli crede nemmeno il figlio. Però sai, c'ha l'alibi del parco attaccanti sovraffollato. Esatto. Nel momento in cui piazza Sanchez, Marotta c'ha l'accordo già con Dybala. Sì, probabile. Deve riuscire a piazzare Sanchez, però. Probabile Se riesce a sia piazzare così. Sanchez, a liberare il cileno che ricordiamo ha uno stipendio importante. Altissimo, un ingaggio 7 milioni altissimo. all'anno. Sì. Follia. Cose... Follia. sì, sì. Follia non per me Ligno Maraviglia è un fenomeno, però per quello che ha dimostrato e per quelli che si sono dati anche come parametri l'Inter, certo. ad oggi è eccessivo. Nel momento in cui riesce a piazzare il cileno, l'Inter prende Dybala. Aggiornamento anche per quanto riguarda Romagnoli, ne parlavamo questa mattina in redazione. Ci risulta chiaramente Ecco, avvicinato Romagnoli in orbita Napoli, ma non per richiesta della società, quanto come sondaggio esplorativo anche in questo caso. Così come ci risultava che chiaramente poteva essere l'entourage di Dybala a sondare un po' di piste, Sì. verificare la fattibilità economica, il marketing quale potrebbe Ma essere. ci sta, È la ci stessa sta. cosa che ha fatto anche l'entourage di Romagnoli, che ha sondato anche un po' la pista Napoli. Quindi ha ribadito, proviene dall'entourage. proviene da Romagnoli. Il- Proviene da Romagnoli. E il Napoli, quando ha sentito che il calciatore vuole guadagnare 3-3,5, è rimasto un po' impietrito
Sì. E ha detto, guarda, ci aggiorniamo, casomai ne riparliamo. È un discorso, guarda, questo non è il momento. molto simile a quello di Mi Bernardeschi. piace questa frase, non è il momento. Diciamo, mi sono apparse una serie di immagini di persone che hanno avuto dei malori, dei mancamenti, di dirigenti un po' insomma, che hanno dovuto prendere la sedia, un po' di acqua e zucchero, diciamo così. Però Romagnoli è un discorso molto simile a quello di Bernardeschi. Nelle ultime stagioni il rendimento di un calciatore che prende 3 milioni e mezzo di euro, in teoria, sulla carta, deve essere un rendimento che ha inciso in quella squadra. Devi garantirmi 6-7 punti da solo. E invece, ecco tra l'altro, e invece se andiamo a vedere il Milan, anche per un discorso di mancato rinnovo di contratto, comunque lo ha messo da parte, ha preferito Kalulu, ha preferito Tomori, ha preferito altre strade, altre soluzioni. Bernardeschi in tutti questi anni, da Sarri, Allegri e chi altro l'ha gestito alla Juventus, non ha inciso. Ora sono curioso di vedere, dopo il rifiuto al Toronto di 4 milioni e mezzo di euro, voglio vedere Bernardeschi dove andrà a finire e a quali cifre. Poi per carità, magari andrà anche sopra, applausi, però significherebbe che il calcio non è cambiato. Cioè un giocatore, ripeto, che è stato 4 anni in panchina alla Juventus, ha fatto 4 gol, e chiede 4 milioni di euro, se arriva a strapparne di più e non di meno, significa che il calcio non vuole cambiare. Perché un calciatore come Bernardeschi, poi dal punto di vista tecnico, dovrebbe cercare il rilancio. E per rilanciarti devi trovare il contesto, il progetto. Il progetto però no, come si dice nel mondo del calcio, no. Cerco il progetto e in realtà stai cercando i soldi. Il progetto tecnico che ti possa dare l'opportunità di valorizzarti. Hai buttato via la fetta principale della tua carriera, quella che va dai 23 ai 27 anni, dove tu devi dare il meglio di te stesso fisicamente, tecnicamente. Ora era arrivato il momento di rilanciarsi, trovare un contesto adatto e dimezzarti l'ingaggio per poi rilanciarti gli anni successivi in contesti più grandi, per carità. Però ad oggi, ripeto, se Bernardeschi a fine calciomercato riesce a trovare una squadra che gli dà 4 milioni di euro, signori, vuol dire che il calcio non vuole cambiare, perché anche lo stesso Romagnoli, un difensore da 3,5, insomma, oggi chi è il difensore che prende 3,5? Sicuramente avrà avuto maggiori presenze in Serie A, comunque in una grande squadra. Insomma, ha costato anche la Lazio, mi sembra anche questo un po' assurdo, che una società come la Lazio, come quella del Napoli, arrivi ad accontentare un giocatore che nell'ultimo anno il campo lo avrà visto pochissime volte. E infatti i nostri telespettatori non sono entusiasti, e uso un eufemismo, dell'ipotesi che vorrebbe poi Romagnoli al Napoli. Ve lo diciamo ragazzi, ve lo ribadiamo, non è che è fatta, c'è l'offerta, no, c'è stata una proposta da parte, diciamo così, di persone vicine a Romagnoli. Il Napoli, sentendo le cifre, ripeto, si prendono 3,5, non è stato particolarmente entusiasta neanche lui, ha risposto con un ci aggiorneremo. Ci prendiamo adesso un piccolissimo istante di pausa e torniamo tra poco, altra ora, con aggiornamenti, news sul Calcio Napoli 24/24, tra poco.
Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. E rieccoci in diretta di Noviola, Vincenzo Credendino, Emanuele Bernardo, il nostro regista Bruno Galvan all'ufficio stampa. Parla il tecnico del Rennes, le sue parole suonano interessanti anche in ottica Napoli, perché parla di Kim Min Jae o Jae, che dir si voglia. Le sue parole sono riportate dall'equipe, ovviamente parlo del tecnico del Rennes Kenesio, e dice il Rennes ha svolto una sessione, ok, l'allenatore Bruno Kenesio si aspetta ora due difensori centrali. I colloqui con il Fenerbahce sull'internazionale sudcoreano Kim sono molto avanzati. Se sono fiducioso, sì, si sta muovendo nella giusta direzione. Questo per esempio non è l'Ostigard della situazione, sarebbe un calciatore sul quale il Napoli andrebbe a puntare, o avrebbe puntato a questo punto, in caso di partenza di Kalidou Koulibaly. E lì la tua espressione è un po' perplessa. Sì, no, vabbè, mi faceva sorridere quando hai detto l'Ostigard della situazione, insomma, però insomma Ostigard lo abbiamo visto all'opera, sappiamo quello che può dare, anche se per pochi mesi, però stiamo viaggiando sempre su nomi che non si avvicinano lontanamente, diciamo così, alla figura da sostituto di Koulibaly, per quanto possa anche insomma, valutare l'esperienza internazionale di quest'altro difensore, però come diceva Mimmo Malfidano, insomma, sono nomi che non possono essere proprio accostati come sostituti di Koulibaly. Andiamo al telefono, buongiorno alla gente, Raffaele Rigitano. Ciao Raffaele, come stai? Ciao, buongiorno a voi, grazie dell'invito. Avvocato, grazie a te per essere oggi qui con noi. Non possiamo esimerci dal farti una domanda su Kalidou Koulibaly, le tue sensazioni rispetto a quest'affare. Chiaramente è complicato perché il calciatore si trova ad un anno dalla scadenza, ci sono alcune big, tra cui la Juventus, interessate al senegalese. Non ti chiedo cosa faresti al posto di Ramadani, perché chiaramente ognuno poi dirà il suo mulino. Fossi io porterei il calciatore a scadenza, però semplicemente quelle che sono le tue sensazioni rispetto a questa vicenda. Ma io non mi meraviglierei se rimanesse l'ultimo anno e poi dall'anno prossimo avrà la possibilità di scegliere, innanzitutto perché ormai è una modalità che tante squadre stanno adottando. Avere una potenzialità e un campione come Koulibaly per un altro anno e poterti giocare quindi degli obiettivi, credo che valga probabilmente tanto anche in termini economici per gli obiettivi che eventualmente puoi raggiungere. Poi in un anno possono succedere tante cose, anche quelle di poter cambiare idea da parte del calciatore, qualora oggi avesse l'idea di non voler rinnovare, come si è letto anche stamattina. Però ormai le dinamiche sono talmente ampie che possono prevedere anche l'ipotesi che comunque Koulibaly rimanga a Napoli anche per la prossima stagione. Per quanto riguarda il rinnovo invece,
i nostri tifosi chiaramente ci sperano, è una valutazione che farà lo stesso calciatore assistito dal suo agente. Pensi possano esserci dei margini anche per tale scenario? Mi hai già detto che ti aspetti un altro anno e poi un addio a scadenza, e sono d'accordo con te. Evidentemente, come diceva anche Di Noviola, se non volesse poi firmare il rinnovo, Kalidou Koulibaly tutto sommato non sarebbe da biasimare, visto quanto fatto in azzurro, vista quella che sarebbe poi l'ultima possibilità di provare a giocarsi un titolo internazionale. Sì, sarebbe l'ultimo contratto importante. Innanzitutto partiamo da quello che è un aspetto evidentemente di carattere economico. A questo si aggiungono anche quelle che sono gli eventuali obiettivi, e in ogni caso nel Napoli giocherebbe comunque in Champions, e giocherebbe in una squadra che probabilmente non potrà ambire a raggiungere degli obiettivi di vittoria in Champions, però è una vetrina internazionale importante. Credo che, ripeto, l'idea del calciatore potrebbe essere quella comunque di rimanere un altro anno qui, anche se evidentemente fino alla fine del mercato ci abbiamo ancora tempo, però dobbiamo anche considerare che il Napoli, se dovesse decidere di vendere Koulibaly, deve anche avere il tempo e la possibilità di prendere un adeguato sostituto. E a quel punto ritengo che se Koulibaly entro i primi 10 giorni di agosto non dovesse partire, anche forse prima, visto l'inizio del campionato il 13, il 15 per il Napoli, diciamo entro la fine del mese di luglio non dovesse partire, credo che non partirà più, almeno per questa sessione estiva. Raffaele, insomma, stiamo cercando di valutare le strategie del Napoli rispetto alle varie vicende di giocatori che sono andati in scadenza e che a breve andranno l'anno prossimo in scadenza. Da operatore di mercato, questo modo di fare del Napoli rispetto ai casi per esempio Spina, Mertens e ora Fabian e Koulibaly, all'interno del vostro ambiente come viene vissuto? Viene condivisa, diciamo, la posizione del Napoli su questi casi, o insomma qualche critica la si può muovere, perché insomma siamo arrivati anche in certi punti in cui insomma calciatori importanti sono andati via senza batter ciglio, cioè anche Insigne, voglio dire, il Napoli ha perso Insigne a parametro zero. Chi ci sta perdendo in questa situazione? Non è assolutamente criticabile la strategia del Napoli, anche perché non è la prima, nel senso che tutto nasce, credo, da quel che è successo lo scorso anno, con gli esempi che abbiamo in Italia con Donnarumma, ma anche al Barcellona con Messi, cioè tutta una serie di situazioni nelle quali i calciatori sono arrivati a scadenza e non hanno rinnovato, e sono andati quindi a zero via dalle rispettive società. Quindi il Napoli non sta facendo altro che calcare le tracce di altre società in un contesto economico-finanziario legato alle società di calcio che evidentemente consente e valuta positivamente il risparmio sull'ordo del reddito del calciatore, piuttosto che quello che può essere un vantaggio economico nel poterlo cedere prima della scadenza effettiva del contratto, anche perché siamo comunque in un ambito di domanda e offerta, quindi bisogna capire quanti sono. Certo, non puoi svendere, piuttosto che svendere Koulibaly te lo tieni un altro anno, e così come è stato per Mertens, ti può essere utile. Mertens quest'anno comunque è stato determinante in tante partite e lo sappiamo, quindi è una valutazione innanzitutto tecnica e poi si associa a quella che è una valutazione economica, ed è certamente non solo il Napoli, ribadisco, che lo fa, ma lo fanno un po' tutte le società. E allora provo ad andare nel caso specifico. Parliamo di Fabian, ad esempio. Non venderlo e tenerlo un altro anno così e portarlo quindi in scadenza.
dal punto di vista tecnico, per un allenatore come Spalletti, è un problema avere di fronte una rosa con situazioni simili a quelle di Fabian, perché per quanto uno possa mettere la mano sul fuoco sulla professionalità di questo calciatore, insomma, non è il massimo avere in squadra uno che già si sa che va via. Questo sto dicendo, cioè nel senso deve essere nelle scelte delle strategie economiche di una società, deve essere preso in considerazione l'aspetto tecnico della gestione di un gruppo da parte di un allenatore. Ma guarda, io non sono tanto d'accordo su questo, nel senso che l'idea che il calciatore tiri indietro la gamba perché l'ultimo anno di contratto ormai credo sia un'idea vetusta. Il calciatore è un professionista che una volta inserito in un contesto di spogliatoio non può assolutamente permettersi di esimersi dall'impegno. E nel caso di Fabian evidentemente noi dobbiamo vedere il Napoli ha dato una valutazione, quanti sono disposti ad assecondare questa valutazione del Napoli. La valutazione fatta del Napoli significa che se tu cedi un calciatore del genere devi comprare comunque un altro dello stesso valore tecnico e probabilmente devi spendere, non dico quanto il costo della cessione, ma quasi. Quindi è una valutazione di equilibrio di carattere, ripeto, tecnico ed economico. Lascerei da parte l'aspetto dell'impegno da parte del calciatore, perché ritengo che oggi sia veramente difficile e impossibile che un calciatore possa limitarsi nel proprio impegno. Tu hai dei calciatori importanti che vuoi cedere o vorresti cedere per poter ottenere un vantaggio economico e una plusvalenza rispetto al costo di acquisto, ma se non c'è nessuno che ti offre quel prezzo lì, te lo tieni e a quel punto sfrutti quello che è l'aspetto tecnico. Restando sempre in tale discorso, mi interessa specialmente quando dici valutazioni tecniche. Io credo che per quanto riguarda il Napoli, il lago della bilancia forse si stia spostando eccessivamente verso il parametro economico e poco verso quello tecnico. Poi se mi dici che anche le altre squadre stanno ragionando in questo modo, poi parliamone. Ma a partire dalla porta, Ospina firma a 3,5, il Napoli gliene offriva circa la metà, Spalletti chiaramente non dovrebbe essere particolarmente contento, visto che poi a quanto pare il titolare sarà Meret, che col tecnico toscano l'ha visto e non l'ha visto il campo. Stesso discorso poi evidentemente anche qualora partisse uno come Fabiano o Koulibaly. Secondo me si sta rischiando un po' troppo di prediligere il parametro economico, quindi è una scelta obbligata o ancora una volta un rischio calcolato da parte del Napoli? Entrambe le cose, ma perché chiaramente la condizione economica del calcio in generale è tale che diventa una scelta obbligata, ma dietro di questo ci deve essere chiaramente una strategia oculata della società. Però nel caso specifico di Ospina io mi fermerei ai fatti, nel senso che noi abbiamo idea di quella che possa essere un'offerta generale del Napoli, non abbiamo le certezze, ma abbiamo le parole del Presidente che dice che a un certo punto il calciatore è scomparso dalla interlocuzione col Napoli. Cioè, ti posso dire una cosa, Raff? Diciamo, lato calciatore dicono che in realtà queste proposte da parte del Napoli poi non sono arrivate. Ecco. Beh, noi però non possiamo dar credito solo a una parte. Perciò dico, ascoltiamo le due campane. Sicuramente sono state delle offerte probabilmente a ribasso rispetto a quella che può essere un'offerta che è stata fatta in Arabia. Il giocatore è andato in Arabia, probabilmente giocherà in un campionato meno competitivo del nostro, non avrà l'emozione della Champions League, è una scelta assolutamente legittima. Però io devo anche considerare quelle che sono le parole dette dal Presidente e ritenere quindi che il Napoli abbia fatto comunque il possibile in quelli che sono i propri parametri per poter mantenere ancora un anno Ospina.
Poi sul discorso tecnico penso che l'intelligenza di Spalletti sia tale da poter chiedere, qualora non dovesse fidarsi di Meret, di chiedere al Presidente uno sforzo per poter implementare la batteria dei portieri così da avere maggiori sicurezze. Rischiando però poi di riproporre la questione che per anni si è proposta con Ospina, vale a dire c'è un portiere titolare, ma poi c'è la riserva che dà più garanzie, anche se comunque la stranezza c'era già in partenza, perché si fa male Meret, il Napoli prende Ospina, subito il paradosso, il secondo guadagna più del primo. Perché Ospina aveva uno stipendio maggiore rispetto a quello di Meret, quindi era forse già da lì la creazione di quello che è un paradosso, poi che il Napoli si è portato avanti in tutti questi anni. Grazie mille Raffaele per essere stato oggi con noi, è sempre un grande piacere, buon lavoro. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie all'avvocato Raffaele Rigitano. Tante domande ancora. Dov'è il tizio che diceva che Ospina non aveva firmato? Non lo so. In ogni caso è bello che è diretto verso l'Arabia Saudita. Attenzione però, ragazzi, per favore, sempre un tono nei vostri commenti che sia leggibile, perché sennò poi siamo costretti a bloccarli e chiaramente la cosa ci dispiace. Altre domande? Ostigard, a che punto siamo? Vuoi rispondere tu, Dino? Ma il problema principale del Napoli è che anche di fronte a certe situazioni ci si aspetta sempre qualcosa dal mercato in uscita per poi insomma dare un'accelerata, però nel frattempo il Napoli deve come dire, farsi trovare pronto, quindi magari in queste settimane avrà lavorato su dei tavoli di trattativa in entrata, sempre in attesa che in uscita accada qualcosa, così come per Deulofeu. Il Napoli ho la sensazione che a volte porti con sé queste lunghe telenovele di trattative, perché è legato a tutta una serie di equilibri dettati dai vertici societari. Quindi magari il DS sarà arrivato a un certo punto della trattativa con il Brighton per Ostigard, però manca il placet finale, manca l'ok. Sì, nello specifico il Brighton sta tirando un po' la corda, secondo quanto ci arriva dall'Inghilterra, il Napoli è arrivato a quei 4-5, sì, certo. Il Brighton invece si spinge sui 6-7, addirittura era partito da 8, poi passa il tempo, si ammorbidisce un po' la posizione del club inglese. Napoli dal punto di vista suo è sicuro, perché dice tanto io l'ok del calciatore ce l'ho, Ostigard ma ha detto di sì, può giocare alla Champions, figurati se poi si impunta col Brighton per andare al Torino o in un'altra squadra di media classifica, aspetta semplicemente il Napoli che il Brighton abbassi il prezzo e onestamente non sarebbe neanche troppo scontento qualora poi lo perdesse, nel senso che passa tutto questo tempo. Il rischio lo corri. Ma perché stiamo parlando sempre del quarto difensore tutto sommato, che non puoi prendere a 8, 9, 10 milioni di euro. Il quarto difensore paghi 8 milioni sì. di euro. Follia. Sì. L'anno scorso il quarto difensore era Tuanzebe, che è arrivato a 0 con un prestito, poi ha giocato e non ha giocato. Cioè, è questa l'idea del quarto difensore che c'ha il Napoli. Sì. Uno che all'occorrenza, però poi magari Ostigard lo facciamo giocare. Sì. Quando proprio va malissimo adattiamo Di Lorenzo. Cioè, il Napoli non è che cerca, non è che sta con l'acqua alla gola disperatamente, la stella certo, per prendere il quarto difensore, quindi dice ok caro Brighton, qua stanno 4 milioni, facciamo 5 con i bonus perché mi sento magnanimo, non si va oltre. Non si va oltre. Ostigard ha detto di sì, se il Brighton poi continua a tirare la corda, il Napoli non sarà nemmeno particolarmente scontento. Certo è, una cosa ve la posso dire, il Napoli ad oggi giunto lì, se riesce prende Ostigard, cioè se parlo per esempio di Casale, no? Sì. Piace, perché piace, ma se riesce giunto li prende Ostigard. Tra i due alle cifre, anche perché Casale stanno calcando la mano da Verona anche in quel caso. Insomma il Verona in questo assolutamente, quindi quello che fa diciamo filtrare il Napoli è che se si creano le condizioni prende Ostigard, poi chiaramente non dovesse esserci possibilità si va su altri profili, e questa però opinione mia personale, idea mia, non nessuna notizia, e punterebbe poi su qualcuno un profilo insomma low cost, sì, low cost. Altra operazione, non dico la Tuanzebe, ma quasi. Sì, anche perché su Ostigard
perdonami, non è paragonabile a Tuanzebe. No, Cioè, per nulla. mi spiego, è preso in ottica quarto difensore, ma con la possibilità che possa mettere in mostra quello che si è visto col Genoa, quindi magari un calciatore che la Serie A l'ha fatta. Comunque sì, seppur mi per ricordano pochi che Casale sta facendo le visite con la Lazio sì, in questo momento. Tra l'altro. tra l'altro. Quindi un potenziale Ostigard che insomma può dare il suo contributo rispetto a quello che è stato invece Tuanzebe. Quindi per certe cifre va anche bene, però è anche giusto che se si arriva a un certo punto corri poi il rischio di perderlo, perché magari la concorrenza te lo porta via, però a quel punto non è che ti strappi i capelli dalla testa, cioè voglio dire, è pur sempre un calciatore che non è una garanzia da questo punto di vista. Così vale anche per altre situazioni, ma al tempo stesso se rischi temporeggiando così tanto, nel frattempo i giorni di mercato passano, il campionato si sta avvicinando, magari Brighton abbassa le pretese, Esatto. magari abbassa le pretese e si arriva a quello che voleva il Napoli, perché siamo pur sempre alle prime battute e quindi si sa che inizialmente insomma, il prezzo è sempre un po' alto. È quello che chiaramente si augura il Napoli, si augura anche qualcuno dei nostri tifosi. Noi ci auguriamo che al termine di questo piccolo spazio pubblicitario voi siate sempre qui in diretta davanti allo schermo per seguire l'ultimo segmento di Calcio Napoli 24 live. A tra poco. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza.
Andiamo in diretta e leggiamo le parole dell'ex DS del Napoli. Riccardo Bigon ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss e ha detto: Koulibaly al suo arrivo mugugnavano, ma succedeva con chiunque. Il calciatore più forte che abbia portato al Napoli? Beh, difficile dirlo. Da Cavani a Jorginho a Mertens è tutta gente che è rimasta nella storia del Napoli. Kalidou è tra i più forti, ma fare una classifica è molto difficile. Non è che Bigon è stato un po' sottovalutato nella sua esperienza? Credo che forse la storia lo abbiamo consegnato, ecco, alla storia come con un'immagine di un DS non particolarmente protagonista, non particolarmente incisivo. Invece, se ci ricordiamo poi i colpi portati dal Napoli, Sì. su qualcuno di loro c'è proprio la firma di Bigon, non ultimo Dries Mertens. Sì, però è anche vero che insomma sono figure che vengono incastrate in un momento storico del Napoli, cioè da Marino in poi è chiaro che la società del Napoli ha fatto altre scelte nella figura di DS e quindi senza voler sminuire c'è stata la chiara volontà di prendere dei direttori sportivi abbastanza giovani, tra virgolette, che magari portassero idee nuove, legami nuovi, strade nuove, va benissimo, però è anche vero che Riccardo Bigon prima di Napoli, diciamo, il ruolo che ha ricoperto non aveva poi questa grossa esperienza, ha lavorato all'interno della Regina, se non ricordo male. Insomma, poi dopo gli va riconosciuto il merito di aver portato tanti calciatori a Napoli. Però dicevo questo perché proprio sulla base di questo ragionamento e di queste scelte della società, inevitabilmente queste figure vengono messe in, tra virgolette, in secondo piano, e quindi il loro lavoro risulta quasi sempre un lavoro oscuro, perché per il pregresso che dicevamo, lo stesso Giuntoli, che veniva da un contesto come quello di Carpi, dove il Carpi però era in piena ascesa, nel senso di squadra che ha sempre navigato in certe categorie, e quindi lo sforzo massimo era quello di fare il doppio salto, quello di arrivare in massima serie. Però da questo punto di vista c'è anche da dire che prima Manuel diceva Marotta è uno che sta, come dire, rilasciando dichiarazioni su dichiarazioni in questi giorni. A Napoli questo non è consentito farlo. Il DS, come era Bigon, la stessa cosa con Giuntoli. È una questione anche di privilegiare certe figure, di dare spazio, probabilmente anche di avere l'ultima parola sulle operazioni di mercato. Forse anche questo come dire, ha gettato una luce diversa sulle operazioni effettuate sia da Bigon che da Giuntoli. Cessione senza rinnovo, continua Bigon parlando di Koulibaly. Per tanti anni non ho parlato del Napoli, non sono io la persona giusta per dirlo, però sono situazioni che fanno parte della nuova normalità, creano difficoltà a tutti, ma andranno gestite nel migliore dei modi. Va bene, una cosa è certa, Kalidou ha un affetto ed un amore per il Napoli che incideranno sul suo modo di gestire la cosa, poi la carriera è altro, una parte sentimentale avrà un suo valore. Mi dicono però che siamo già pronti per ritornare a Di Maro. Possiamo? Chi c'è? Chi c'è? C'è Simone Guadagno. Ciao Simo, come stai? Ciao ragazzi, qui tutto bene. Spero ben ritrovato. lo stesso anche per voi. Parliamo di tematiche anche legate al calciomercato. Non so se lì hai sentito qualcuno mormorare sulla possibile partenza di Kalidou Koulibaly. Siamo stati abituati a definire Di Maro come una sorta di isola felice, mentre a Napoli c'erano gli scontenti, quelli che salivano a Di Maro erano quelli felici, dove insomma si stava bene a prescindere. Io credo che però una cessione come quella di Kalidou Koulibaly farebbe succedere un terremoto anche lì fra le montagne di Di Maro. Che ne pensi tu, Simo? Sì, anche perché il malumore dei tifosi nelle ultime settimane, dopo i rumors di calciomercato attorno ai big, insomma, il malumore si sente, non si sente ancora qui a Di Maro Folgarida, perché i tifosi
arriveranno probabilmente nelle prossime ore, tra stasera e domani, ricordiamo che domani inizia il vero e proprio ritiro con il primo allenamento. Tra stasera e domani sicuramente le presenze aumenteranno. Nelle ultime ore abbiamo avuto modo di passeggiare, di fare i primi sopralluoghi nei punti nevralgici del paese di Di Maro, e abbiamo visto i primi tifosi arrivare. Certo, poi avremo modo di affrontare con loro, magari anche nel corso degli interventi da qui, dal Trentino Alto Adige, avremo modo di sentire le loro voci, le loro sensazioni, e ci sarà tantissimo calciomercato, anche perché qui sono attesi i 2 primi colpi della SSC Napoli. E a proposito di questo, Simone, cosa ti aspetti di vedere da uno dei 2 acquisti, cioè da Kvaratskhelia? Nel senso, c'è molta curiosità, c'è tanta aspettativa, ma tu, per dire sono soddisfatto di questo acquisto, cosa ti aspetti di vedere in questi giorni lì da lui? Allora, io vi dico la mia: il ritiro di Di Maro Folgari, da convocati alla mano, soltanto una preparazione a quello che sarà il vero e proprio estivo, che a mio parere sarà quello di Castel di Sangro. D'altronde già nei primi giorni di ritiro qui in Trentino saranno ancora assenti i nazionali, quindi i big di questo Napoli, del Napoli che verrà. Da Kvaratskhelia e da Oliveira è chiaro che bisogna dargli il tempo per entrare nei tatticismi di Luciano Spalletti, di conoscere i nuovi compagni. Certo è che però, soprattutto su Kvaratskhelia, le aspettative sono molto alte, anche perché dovrebbe andare a sostituire Lorenzo Insigne. Non mi sorprenderebbe, almeno in un primo momento, vedere magari Elif Elmas in quella posizione, che poi potrà lasciare lo spazio al georgiano nei prossimi mesi. Aurelio De Laurentiis dovrebbe arrivare tra le montagne del Trentino martedì prossimo, torna in Italia in queste ore. Da martedì dovrebbe arrivare lì tra le montagne del Trentino. Ti chiedo, insomma, Simo, se hai le stesse chiaramente notizie, e poi quali sono a questo punto, diciamo, ai nostri telespettatori, gli impegni in agenda di Aurelio De Laurentiis. Credo che, come non mai, il presidente proverà a portare avanti in prima persona il discorso mercato, soprattutto per quel che riguarda i calciatori già del Napoli. Sì, esattamente, il presidente Aurelio De Laurentiis è atteso nei prossimi giorni, probabilmente, come dicevi tu, nella giornata di martedì. Per il momento arriveranno nel tardo pomeriggio, in prima serata, i calciatori azzurri, e credo che, nel senso, non mi sorprenderebbe se nella prossima settimana il padrone azzurro potrebbe ricevere, perché no, magari qualche agente qui a Di Maro. Di solito Di Maro è un porto di mare, seppur siamo tra le montagne. Ci sono persone che arrivano e che vanno via. Vi ricorderete sicuramente l'episodio degli agenti di Nicolas Pepe, molto scenografico, insomma, fu il loro arrivo in elicottero. Io credo che potrebbe essere la giusta occasione per parlare del rinnovo di Alex Meret, perché no, visto che in questo momento i portieri aggregati al gruppo squadra sono quelli della primavera. Con l'addio di Ospina credo che sia uno dei primi tasselli da dover risistemare, anche se è pur vero che il rinnovo di Koulibaly, a mio parere, ha la priorità su tutti gli altri. Assolutamente, forse è la chiave di volta, ecco, del calciomercato del Napoli. Un'ultima domanda, Simone, prima di andarci a salutare. Tra i nomi, diciamo, accostati al Napoli c'è anche quello di Dybala. In questo momento credo che non ci sia nessuna gigantografia già pronta, sono lontane le annate nel quale il Napoli addirittura ingaggiava Gonzalo Higuaín dal Real Madrid. Sembra passata una vita, se ci pensate. Ad oggi il sogno massimo è Dybala, anche in virtù di quello che il lavoro che quotidianamente porti avanti. Cosa possiamo dire sulla possibilità che l'argentino sia del Napoli? Sicuramente è un affare complesso, molto complesso, visto l'ingaggio
piuttosto elevato del calciatore argentino. È pur vero che è una buona occasione di calciomercato perché ha lasciato la Juve in scadenza contrattuale, quindi sarebbe un parametro zero. Certo è che il Napoli ha bisogno di un colpo da 90. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, di comune intesa con il patron Aurelio De Laurentiis, ha avuto un primo contatto con l'agente dell'oramai ex calciatore della Juventus. Certo è che politica di De Laurentiis alla mano resta un vero e proprio sogno, almeno per il momento. È un affare molto molto complesso, ripeto, ma i tifosi del Napoli, seppur ci troviamo in un momento di austerity, se così posso dire, negli anni scorsi sono stati comunque abituati a qualche piccolo colpo di scena, quindi in questo momento non mi sento di escludere nulla, anche perché di nomi concreti per l'attacco ce ne sono pochi. Ricordiamo l'addio di Lorenzo Insigne, Mertens ancora in stand-by, Andrea Petagna potrebbe lasciare il posto, Matteo Politano ha qualche calcio per andare via, l'ha tirato, quindi il Napoli sicuramente di fare qualcosina anche lì in avanti. Ultimissima davvero, la domanda più bella. Il grandissimo Ciro De Luca oggi con cosa vi ha allettato il palato? Oggi abbiamo un po' improvvisato, dopo un primo briefing al supermercato abbiamo mangiato una pasta al pomodoro semplice, anche perché tra un po' ci aspettano Scialeboom e Malato del Napoli, quindi ci dobbiamo sbrigare perché insomma dobbiamo entrare a pieno ritmo per i prossimi appuntamenti. Ne vedremo delle belle. Saluti ovviamente anche a Lorenzo, a Manuel, allo stesso Ciro De Luca. Il ricchissimo palinsesto di Calciopoli 24 TV va via via completandosi grazie a Simone Guadagno Infine. Un abbraccio, Simo. Eccolo. Ci sta, eccolo, si è sentito nominare. Ritiro numero per Ciro De Luca. E il ritiro numero. Stamattina realizzavo che la prima volta che sono arrivato qua avevo 48 anni, qui a Di Maro, adesso ce ne ho 60, per cui solo Di Maro sono 12 anni che mi vede. Se invece provassimo ad andare anche un po' più indietro con gli anni, Ciro, e se invece andassimo un po' più indietro, 15, non di più, si ferma. Cioè, nel senso che ha cominciato quando aveva 15 anni. Ha iniziato quando avevi 15 anni, dai. Vi saluto. Ciao Ciro. Grazie a Ciro De Luca, grazie a Simone Guadagno. Un abbraccio, Simo. Alla prossima, siamo qui. Ciao Simo. Chiaramente Ciro De Luca, fotografo ormai anche per Calcio Napoli 24 e Calcio Napoli 24 TV da anni, reporter per il ritiro del Napoli. Non credo che sia, diciamo, lo stesso numero di ritiri che si è fatto Ciro De Luca, però anche tu puoi raccontare delle belle per quanto riguarda le tue esperienze in ritiro. Però la gigantografia va fatta a Ciro De Luca, perché se per 12 anni va là a ritiro, cioè voglio dire, la persona più attesa è lui. Assolutamente, padrone di casa. Assolutamente, padrone di casa. Sì, qualche ritiro l'hai fatto pure tu, quindi conosciamo il contesto, conosciamo insomma la carovana, tutto quello che c'è dietro che rende più piacevole la frenesia, questo lavoro. Per questo ti chiedo, il momento... Prima tu parlavi di Higuain, il rincorrersi di notizie. Tu eri uno di quelli che andarono all'aeroporto. Tu eri uno di quelli che andarono in aeroporto. Sì, ovviamente. Dove? A Verona o a Trento? Quello sbagliato. Ovviamente, quello sbagliato. Sì, a Trento. Invece il buon Higuain arrivò a Verona, decise di beffare un po' tutti, però poi alla fine riuscimmo a beccarlo all'ingresso del Rosatti, che Napoli sia ancora lì, all'albergo, e fece un'altra manovra elusiva, se ricordi. Fece filtrare apposta la notizia che entrasse dall'entrata secondaria, qualcuno si mosse, invece arrivò da quella principale, però scendendo tipo 50 metri prima, quindi prendendo una via ancora, diciamo, diversa per arrivare all'ingresso principale. Si affacciò alla fine dal balcone. È stato il primo dribbling fatto in maglia azzurra, diciamo così, lo fece appena arrivato.
Però sai, credo che questo ritiro può essere, questo attuale, può ricordare un po', non il calibro di quei calciatori, perché non credo che il Napoli vada su questa tipologia, però sai, quella frenesia tra rinnovi, possibili nuovi arrivi, rinnovi mancati, cessioni, quindi li devi anche un po' sostituire. Certo è che però, insomma, in 10 giorni non è che possa accadere, però pure perché stiamo parlando di un Napoli che aveva bisogno di voltare pagina con una figura manageriale come quella di Benitez, e quindi era tutt'altro momento. Era il primo Sì. step in avanti che provava a fare il Napoli, la famosa Verissimo. Rafaluzion, come la definì qualcuno in Spagna, vale a dire la rivoluzione targata Benitez. Arrivarono Callejon, Raúl Albiol, lo stesso Gonzalo Higuaín dal Real Madrid, quindi fu fatto effettivamente uno step in avanti. Tra l'altro calciatori che poi sarebbero rimasti molto a lungo quell'anno, non solo, ovviamente Higuaín non tanto, ma Albiol, Reina, Callejon, Mertens, lo stesso Mertens, che quindi fino alla fu settimana data scorsa un'importante ossatura, un'impronta a quel Napoli. particolare, sì, verissimo. Ti chiedono, anzi ci chiedono, quando, lo fa il nostro amico Raffaele Pio Balzano, che andiamo a salutare, quando ci sarà la conferenza stampa di Spalletti. Non oggi. Oggi arrivano i calciatori, più precisamente questa sera. Se non vado errato, credo che domani, giusto Emanuele, a che ora? Vogliamo mostrare anche la grafica, grazie al nostro Emanuele Bernardo, sempre pronto. Intorno alle 19:30 di domani ci sarà la conferenza stampa di Luciano Spalletti, tanto attesa. Noi chiaramente saremo lì in prima fila per documentarvi tutto il ritiro, conferenza stampa compresa. Eccolo qua, il palinsesto di Di Maro, il ritiro targato CN24, 9-19 luglio, appuntamenti quotidiani. Chiaramente alle 10 allenamento mattutino, ci saranno Guardasole, Guadagno e Sorianiello lì a Di Maro per raccontarvelo in diretta. Allenamento pomeridiano ore 17, ore 20:30 riassunto di giornata. Tutti questi impegni chiaramente saranno protagonisti anche i nostri streamer, influencer come i tifosi, Certo. Schaleboom, Malato del Napoli, quindi ne vedete assolutamente delle belle. Poi chiaramente resta anche il palinsesto classico, che bello, Emanuele Bernardo che subito ci va a supportare con la grafica. Eccoli qui gli influencer che abbracciano Calciopoli 24 in questa esperienza di ritiro. Ritorniamo a quella precedente, grazie mille. 8 luglio sera, giustamente, C'è arrivo squadra. 9 luglio 19:30 è la prima conferenza stampa di Luciano Spalletti. 12 luglio 21:15 Spalletti e due calciatori rispondono alle domande dei tifosi. Dei tifosi, non dei giornalisti, spesso e volentieri sono altrettanto ficcanti quelle dei tifosi. 16 luglio 21:15 incontro con la squadra, la famosa presentazione, quello che per anni è stato quasi un evento, no? C'era anche la musica del DJ, Sì. qualche siparietto particolare. Mi ricordo anche una traduzione sbagliata. Questo passo alla storia. Praticamente ecco il primo anno di Mertens parla un francese, insomma è chiaro, chi traduce non parla un francese altrettanto, diciamo, chiaro, e gli chiede una battuta. Ci sono Mertens e Insigne sul palco, Mertens dice, vabbè sono qui e magari Insigne può insegnarmi qualcosa. La traduzione, se tu ti ricordi, fu completamente diversa. Cioè? Disse il traduttore, capito Lorenzo cosa ha detto Mertens? Ha detto che tu devi sederti e imparare da lui. Oh, mamma Insigne mia. giocò con una battuta, disse non fu scema, Vabbè. e alla fine chiaramente fu ricomposto il tutto, insomma poi. Però una traduzione completamente errata. Sballata, Io ero lì e bravo. facevo... Sì, il ritiro ha offerto anche di queste cose, Tantissime tanti opportunità. spunti, anche perché è il momento in cui veramente di massimo contatto, se tu ci pensi, nell'arco l'unico della forse. stagione, tra la tifoseria, la piazza, i giornalisti e la squadra. Grande intuizione da parte De Laurentiis, che ha reso il ritiro una sorta di circo, un evento. Sì, un evento. Infatti anno dopo anno ci siamo resi conto come il programma diventava sempre più fitto. Ora guardavo anche un po' i giorni, cioè dal 9 al 19, 10, ma noi abbiamo fatto anche dei ritiri, se non mi 21 sbaglio, giorni. di 20 giorni, allora non ricordavo male.
ricordo che erano niente. tantissimi. Si arrivava agli ultimi giorni stremati. Sì, no, vabbè, ci prendevamo un po' a coltellate tra di noi perché ormai non ci sopportavamo più per 20 giorni su un cucuzzolo della montagna ed erano dei ritiri anche molto stressanti da questo punto di vista. E poi vedi, poi c'erano la fuga di notizie di calciomercato, la conferenza, quindi veramente si arrivava a tarda sera, forse a talune volte li ha riempiti anche un po' troppo di eventi, certi ritiri, per cui veramente era quasi stressante. Però al tempo stesso, come hai detto tu, ha avuto il merito di creare un evento, uno spazio temporale a sé, dove praticamente, visto che gli allenamenti a porte aperte non ci sono durante l'anno, non ci sono altri eventi in cui si incontrano i calciatori, quello spazio là è veramente il picco durante tutta la stagione in cui si ha l'opportunità di vivere un po' di più la squadra. Perché poi ci chiediamo il motivo per il quale il Napoli non fa amichevoli con tour estivi come le altre, come il Milan, come l'Inter, come la Juventus. Il Napoli guadagna di più così. Sì. Ragazzi, il Napoli è l'unica squadra capace di prendere, adesso non ricordo quante presenze precise nei ritiri di Di Marco, ma di prendere migliaia, centinaia anche di migliaia di tifosi e di portarli, ovviamente tra Castel di Sangro e Di Maro, Sì. Presso la squadra. Sì, questo è vero. Allora, Juve, Milan e Inter fanno le tournée e guadagnano perché chiaramente giocano con Real Madrid, vanno a giocare negli States e quindi ovviamente guadagnano qualcosa, ma si stressano. Gli allenatori fanno una preparazione come vorrebbero, ma non troppo. Napoli invece ha trovato il giocattolo perfetto, perché Spalletti lavora tranquillo tra le montagne, insomma, e ha tutti gli elementi. E poi ha a disposizione l'unica tifoseria, gli unici tifosi che prendono baracche e burattini, figli, moglie, Sì, è vero. insomma, li mettono in macchina o in aereo, in treno, eccetera, eccetera, e si va lì per seguire il Napoli. Se ci provassero Juventus, Inter e Milan, non raggiungerebbero i risultati che ha il Napoli. Di questo ne sono assolutamente certo. E quindi probabilmente è stato fatto a monte un certo tipo di ragionamento, un certo tipo di studio, anche di, come dire, targetizzare anche un po' quelle che può essere la programmazione di un ritiro, nel senso, mentre Inter, Juve, Milan hanno un certo tipo di marchio diverso rispetto a quello del Napoli, ecco che si addice di più la tournée estiva come momento per, tra virgolette, ampliare certi discorsi anche a livello di marketing, va benissimo. Il Napoli potrebbe fare altrettanto, magari lo fa in maniera diversa, vedi l'ultima partnership con Coca-Cola, però al tempo stesso sa benissimo che il target del tifoso del Napoli è molto esteso nella parte centro-nord del Napoli e quindi può essere lì un momento dove a beccare quella parte della tifoseria e noi ci siamo stati quante volte lì, tante persone che abbiamo anche incontrato, io amici del liceo che si sono trasferiti al nord, li ho beccati lì perché dice questo è un momento dove io purtroppo giù non scendo. Quindi questo è l'unico momento per vedere il Napoli da vicino e spesso si sono portati i bambini appresso, le famiglie, perché là la mattina ti vai a vedere l'allenamento, pranzetto fuori, poi dopo insomma ci sono tante altre belle cose rafting, da fare, scalata, bicicletta, eccetera, assolutamente. Eccetera. E poi è ovvio che trovi sponda da una regione che ha tutto interesse, grande genialità da parte di Valerio, che ha tutto interesse di allargare il turismo. Quindi poi dispiace vedere tutta questa genialità poi che non ha portato a quelli che magari erano invece i risultati che volevano i tifosi. Prevedibile la chiamata di Gianluca Gaetano, dice Radio Kiss Kiss, e Alessio Zerbini da parte di Luciano Spalletti nella lista per i convocati. Il Napoli partirà nel pomeriggio con un charter direzione Verona, da lì il trasferimento in pullman a Di Maro Folgarida, Dries Mertens e a Formentera con Matteo Politano. Credo che domani ci possa essere una sorpresa nella conferenza stampa di Spalletti, non escludo, dice Walter De Maggio, che possa parlare anche Giuntoli. Sarebbe un bel momento perché vederli assieme e in questo momento uno capirebbe giusto. Facendo il nome, faccio un esempio, Deulofeu, vedi la faccia di Giuntoli, vedi la faccia di Spalletti
capisci qualcosina. Quindi giunto all'immarcatura su Spalletti. Cioè, faccio una battuta potrebbe lì. essere un'ipotesi. O magari un Lì momento dove? nel quale andarsi a confrontare con la stampa, visto che è stato Sì, promesso sì, tante sì, volte, sì, sì. anche da parte del Presidente, Sì, un confronto con la stampa, magari una potrebbe battuta, finalmente arrivare. sicuramente non è che si vuole imbavagliare Spalletti di fronte a certe cose, anche perché Spalletti, presenza o meno di Giuntoli, insomma, lo conosciamo, non si farebbe intimidire, però sarebbe anche arrivato il momento, come dicevamo a inizio trasmissione, quella conferenza potrebbe essere veramente così carica di attesa, perché insomma di strategie di mercato non ne sentiamo tanto parlare dalla società, e quindi sarebbe anche cosa buona e giusta far intervenire Giuntoli nella prima conferenza stampa e nel cuore del calciomercato. Sarebbe anche un segnale dal punto di vista comunicativo della società, anche se i ritiri da questo punto di vista ci hanno sempre, come dire, soddisfatto, anzi talune volte ci sono stati ritiri in cui il Presidente ha presenziato in maniera importante, questo è vero. Siamo giunti alla conclusione di Calcionapoli 24 Live, ragazzi. Ci teniamo a ringraziarvi come sempre per il seguito, per l'affetto che ci dimostrate. Vi ricordo anche gli appuntamenti del pomeriggio. C'è il filo diretto, giusto Emanuele Bernardo? Chi c'è al filo diretto? Lo chiedo a Dino Viola. Claudio Russo, questo me lo ricordo. Grazie a Dino Viola per essere stato qui con Grazie a noi. te Vincenzo. Grazie a Emanuele Bernardo, il nostro regista, Bruno Galman all'ufficio stampa. Vi lascio alla nostra programmazione e vi auguro buon proseguimento di giornata.